Indagato per omicidio stradale e lesioni il conducente del camion a rimorchio che si è schiantato contro il bus che trasportava i migranti. A Favara oggi i funerali delle due vittime, proclamato il lutto cittadino. Anche Mattarella interviene sulla questione migranti. L'Ordine degli Avvocati organizza una 2 giorni sul tema immigrazione ad Agrigento e a Lampedusa. Il sindaco Castellino di Palma di Montechiaro ha voluto ricordare con una manifestazione pubblica il giudice Rosario Livatino e il vigile urbano Fazio, vittime di Stato. Sospeso il calendario venatorio, rinviata l'apertura al 1° ottobre, decisione del TAR. 2 importanti eventi oggi ad Agrigento, presentato il laser al reparto di oculistica e un convegno della COI, Associazione Medici Chirurghi Ospedalieri. Nostra intervista al direttore generale dell'assessorato alla sanità, Salvatore Iacolino. Si giocherà a porte chiuse la prossima partita in trasferta dell'Akragas contro il Ragusa. Al via i campionati provinciali FIGC. Intervista al responsabile Angelo Caramanno. Benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie. Incidente stradale, bus migranti, indagato per omicidio stradale e lesioni il conducente del camion a rimorchio contro il cui pullman si è schiantato. Intanto oggi pomeriggio a Favara i funerali dei 2 autisti Vella e Giudice, dipendenti della ditta Patti. Le esequie si terranno alla Chiesa Madre alle ore 16. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Il servizio di Margherita Trupiano. Potrebbe essere stato un autocarro parcheggiato senza segnalazioni e sporgente sulla corsia di marcia ad avere provocato il sinistro mortale nel corso del quale hanno perso la vita i 2 giovani autisti favaresi, Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice, 32. Con questa ipotesi la Procura di Rieti ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni personali colpose il camionista conducente del camion. Come si ricorderà, il 15 settembre i 2 giovani autisti della Patti Tour di Favara erano alla guida di un bus carico di 49 migranti che da Porto Empedocle doveva raggiungere il Piemonte. Per cause che gli inquirenti stanno accertando, mentre percorreva l'autostrada A1 all'altezza di Fiano Romano, si è schiantato contro il camion con rimorchio ribaltandosi e provocando la morte dei 2 e il ferimento di alcuni passeggeri. Le indagini dunque hanno stabilito che nel registro degli indagati, con l'accusa oltre che di omicidio stradale anche di lesioni personali colpose, fosse adesso iscritto il conducente del camion con rimorchio. Il Presidente della Repubblica Mattarella incontra in Sicilia il suo omologo tedesco e afferma per i migranti serve una visione e non provvedimenti tampone sul tema in sintonia con la Germania. Margherita Trupiano. Ambiente e immigrazione al centro della visita in Sicilia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. E proprio il tema dell'immigrazione è stato oggetto di una conferenza stampa congiunta dei 2 presidenti che, rispondendo alle domande dei cronisti, hanno sottolineato come ambiente e immigrazione siano stati gli argomenti oggetto dell'agenda. 3 le sfide che ci vedono accomunati, sono quella climatica, energetica e migratoria. Lo ha detto Sergio Mattarella, sottolineando la necessità di affrontare le politiche migratorie con serietà e visione. C'è perfetta omogeneità del fenomeno migratorio che colpisce anche la Germania. Abbiamo la percezione che sia un fenomeno che va governato con visione del futuro coraggiosa e nuova e non con provvedimenti tampone, ha detto il Presidente della Repubblica. Intanto ieri il Mare Mosso ha fermato gli approdi di migranti a Lampedusa. 400 persone sono state trasferite e ne restano al momento all'hotspot circa 300. La situazione è al momento di minore criticità e speriamo continui ad esserlo anche nei prossimi giorni, è quanto dichiara la Croce Rossa italiana. È sempre sul tema presentato stamani alla stampa il progetto di alta formazione Tralim dedicato al tema degli immigrati, gli avvocati europei a confronto.
Due gli appuntamenti in calendario, uno ad Agrigento giorno 25 e l'altro a Lampedusa il 27 e 28 settembre. In merito abbiamo sentito il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, Vincenzo Gaziano, durante la conferenza stampa. Presentato stamani il progetto di alta formazione denominato Tralim, gli avvocati europei a confronto, che culminerà con la visita all'hotspot dell'isola del Presidente del Consiglio nazionale forense avvocato greco, del direttivo del COA di Agrigento, di una delegazione di colleghi avvocati provenienti dalla Francia, Irlanda, Polonia, Spagna, Cipro, Olanda e Grecia. Il progetto di alta formazione Tralim, voluto dal CNF, si terrà ad Agrigento il 25 settembre e a Lampedusa nei giorni 27 e 28 settembre. Stamani la conferenza stampa presso la sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento al Palazzo di Giustizia, dove ha partecipato il presidente dell'Ordine avvocato Vincenzo Gaziano e i membri del COA. Il 25 settembre l'Aula Livatino del Tribunale di Agrigento ospiterà un evento che per la prima volta si tiene in Sicilia, che è organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, che ho l'onore di presiedere di concerto con il Consiglio Nazionale Forense. Intanto l'Ordine di Agrigento avrà l'onore di ricevere il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, avvocato Francesco Greco. L'occasione sarà quella di un confronto tra avvocati provenienti da 7 diversi paesi europei, con l'avvocatura italiana e l'avvocatura argentina in particolare, sul tema del diritto dell'asilo e dell'immigrazione, sull'attuale emergenza migranti. Sarà presente una delegazione di avvocati che provengono dalla Spagna, dalla Francia, dalla Grecia, dalla Polonia, da Cipro e dall'Irlanda. Sarà un'occasione straordinaria di riflessione e di dibattito su un tema che oggi è inscindibilmente legato a quello dei diritti umani e su cui l'avvocatura agrigentina è impegnata da sempre in prima linea, tanto nei processi penali quanto nei processi civili, e che ha sentito l'esigenza di un confronto sulla materia con l'avvocatura europea tutta. Ma l'evento è straordinario e ha una particolare rilevanza perché, guidati dal signor prefetto, Sua Eccellenza dottore Filippo Romano, e dal signor questore di Agrigento, dottore Emanuele Ricifari, questa delegazione di avvocati provenienti da tutta Europa visiteranno l'hotspot di Lampedusa il 28 settembre prossimo venturo e prima ancora, giorno 27, terranno una seconda sessione dell'evento che si terrà qui, a cui parteciperanno tutti coloro che operano materialmente a Lampedusa, tutte le forze di polizia, la Polizia di Stato, il ROAN della Guardia di Finanza, la Guardia Costiera e soprattutto coloro che operano all'interno dell'hotspot, la Croce Rossa Italiana e l'agenzia ONU dell'UNHCR, che è un'agenzia per i rifugiati. Sarà quello un momento in cui l'avvocatura agrigentina rappresenterà all'avvocatura europea tutta lo sforzo di tutti quanti noi, con il proprio ruolo, la propria funzione, sull'isola. L'avvocatura, che sarà rappresentata dalla sua massima istituzione apicale, che è il Presidente del Consiglio nazionale Francesco Greco, vorrà anche rappresentare l'importanza della nostra funzione a tutela dei diritti e dell'effettività del diritto di difesa, auspicando che anche l'Unione Europea si occupi di questo tema, tenendo ben presente i diritti umani e tenendo ben presente lo sforzo che ciascuno di noi e che tutte le forze che operano a Lampedusa quotidianamente e da anni approntano per l'arrivo di questi migranti. E sempre il presidente Mattarella a Catania per visitare il Tresan del gruppo Enel. L'impianto diventerà la più grande azienda di produzione di pannelli solari in Europa. Il capo dello Stato, accompagnato dal presidente tedesco Steinmeier, ad accogliere il presidente dell'Enel Flavio Cattaneo. In programma anche una visita a Piazza Armerina, alla Villa Romana del Casale, patrimonio dell'UNESCO. 1 o 2 giorni insieme tra le bellezze di Siracusa, Ortigia e Piazza Armerina sono stati quelli del capo dello Stato italiano Sergio Mattarella e quello della Repubblica Tedesca Frank-Walter Steinmeier per una serie di iniziative comuni volte a rafforzare il partenariato italo-tedesco, e non è stato molto difficile. I due presidenti infatti sono amici da tempo e le loro frequentazioni, così come la loro sintonia politica, vengono da lontano. Il Presidente della Repubblica Mattarella è giunto quindi a Catania a visitare il sito Tresun del gruppo Enel, che diventerà presto la più grande azienda di produzione di pannelli solari in Europa. Questa è la strada del futuro, ha dichiarato il Presidente Mattarella a conclusione della sua visita. Mattarella era accompagnato dal Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier.
Insieme a loro i due presidenti, l'amministratore delegato dell'Enel Flavio Cattaneo e il CEO di Enel Green Power Salvatore Bernabei. Durante la visita il presidente Mattarella ha anche salutato diverse maestranze presenti. Quindi i due capi dello Stato si sono trasferiti a Piazza Armerina, dove hanno visitato la famosissima Villa Romana del Casale, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, quindi hanno sorvolato le aree colpite dagli incendi di quest'estate e hanno incontrato i vigili del fuoco, che si sono adoperati per spegnerli. La visita si è chiusa con un colloquio tra Mattarella e Senheimer, sempre a Piazza Armerina. Il sindaco di Piazza Armerina, soddisfatto per il momento, che ha dichiarato come resterà impresso nella storia della nostra città la visita del Presidente della Repubblica Mattarella e del suo omologo tedesco Senheimer. L'evento è stato definito privato da un punto di vista tecnico, ha affermato il sindaco di Piazza Armerina, ma ha avuto un impatto significativo sulla comunità locale, ponendo ancora una volta la nostra città sotto i riflettori della cronaca nazionale, così come è avvenuto in occasione della visita di Papa Francesco nel 2018. La giornata ha avuto tre momenti chiavi: il primo alla Villa Romana del Casale, il secondo l'associazione Don Bosco, dove i presidenti hanno avuto l'opportunità di osservare come funziona l'accoglienza nel territorio, il terzo è stato un incontro presso un agriturismo locale a conclusione della visita con una conferenza stampa. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha voluto ricordare ieri le figure del giudice Rosario Livatino e quello del vigile urbano di Palma di Montechiaro, Giovanni Fazio, con una manifestazione pubblica, due servitori dello Stato uccisi entrambi il giorno 21 settembre. Il servizio. 33 anni fa avveniva l'omicidio del giudice Rosario Livatino, 26 anni fa quello del vigile urbano Fazio, il ricordo del sindaco di Palma, Stefano Castellino. Quel giorno rappresenta per Palma un giorno straordinariamente unico, uso questa espressione con particolare attenzione, il ricordo del giudice Livatino e del vigile urbano Giovanni Fazio. Il comando della nostra Polizia Municipale è dedicato a lui ed in perito il ricordo del suo cruento sacrificio. Oggi Livatino viene commemorato in tutta Italia, ma per Palma assume un significato speciale, così come la memoria del vigile urbano Fazio, morto durante il servizio nella nostra città, un uomo solare vittima del dovere. Pochi giorni addietro, nel festeggiare il nuovo sacerdote palmese Don Giuseppe Vecchio, ho ricordato, afferma Castellino, che per ben 35 anni a Palma non sono emerse vocazioni al sacerdozio da padre Lupa a Don Giuseppe Alotto. In quella giornata ho riflettuto sulla tragica finestra temporale. Quell'assenza di vocazioni, continua il sindaco, sembrava coincidere con una dolorosa mancanza di coscienza nella comunità. Ricordo sempre che dobbiamo riscoprire l'affascinante storia della famiglia Tomasi, ma al contempo non possiamo mai dimenticare il nostro oscuro e vergognoso passato. Ricordare il male che è stato inflitto durante quegli anni bui della nostra storia è fondamentale affinché non si ripeta mai più. Mi appello quindi ai dirigenti delle scuole della nostra città. Sia il bene che il male nella nostra storia devono essere trasmessi alle nuove generazioni, quindi è di vitale importanza che figure come Livatino vengano ricordate, di altissimo valore morale. Il 19 luglio, come ogni anno, ho partecipato alla marcia in onore di Borsellino, camminando a fianco dei giovani attivisti del movimento, ho realizzato ciò che per me era cronaca, per loro era storia. Se consideriamo le uccisioni di Guazelli, Fazio, Livatino, Borsellino, Falcone, Chinnici, Saetta, Cassarà e molti altri come semplici eventi storici distanti dal nostro presente, commetteremo un grave errore che ci rimproveremo amaramente in futuro. La mafia è un male che, per quanto possa sembrare sconfitto o arginato, non deve mai essere sottovalutato, afferma il sindaco di Palma Castellino. Oggi, se siamo liberi di svolgere i nostri doveri, dobbiamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento a quelle forze dell'ordine, carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto. Sono loro i nostri eroi contemporanei che ci permettono di godere della nostra libertà di sicurezza. Infine, conclude Castellino, il nostro dovere è ricordare gli eroi del passato che con il loro sacrificio hanno costruito la libertà che oggi tutti noi godiamo. Non possiamo mai dimenticarli, perché dimenticare loro significherebbe perdere la nostra libertà, dimenticare loro significherebbe assassinarli una seconda volta. E sull'apertura della caccia in Sicilia il TAR accoglie in parte il ricorso delle associazioni ambientaliste, sospende così la stagione venatoria fino al 1° ottobre. La Regione
non ha rispettato il parere scientifico dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il servizio. Con ordinanza cautelare la terza sezione del Tribunale Amministrativo di Palermo ha accolto parzialmente la sospensiva formulata da diverse associazioni, tra cui il WWF Italia, la LAC, Legambiente Sicilia, l'NNDC Animal Protection, l'EMPA, la LIPU, patrocinati dai due avvocati Bonanno e Giudice, relativa al ricorso contro il calendario venatorio regionale 23-24 emanato dall'assessore regionale all'agricoltura Luca Sammartino. Secondo il TAR, il ricorso appare prima facie fondato con riferimento alla previsione dell'apertura generale della caccia in data anteriore al 1 ottobre 2023, oltre i limiti indicati dall'ISPRA, il quale aveva rilasciato un parere negativo su tante disposizioni del calendario venatorio che estendono illegittimamente i periodi di caccia per alcune specie stanziali e migratorie che invece necessitano una maggiore tutela. Quindi lo stop alle doppiette in tutta la Sicilia. Il TAR applica la richiesta ISPRA di spostare la data di apertura generale della caccia dalla terza domenica di settembre al 1 ottobre, per consentire così alla fauna di superare il periodo post-riproduttivo. La chiusura della caccia, tordo bottaccio, tordo sassello, caccia a cesena, uccelli migratori che svernano nell'isola sono accanitamente cacciati. Viene anticipata dal 10 gennaio 2024 la chiusura della caccia agli uccelli acquatici, inoltre viene anticipata al 20 gennaio 2004. Il TAR ha fissato al prossimo 10 gennaio la data dell'udienza per trattare nel merito il ricorso delle 6 associazioni ambientaliste e animaliste. Per la WWF, LAC, Legambiente Sicilia, LIPU, EMPA, si tratta di un grande risultato positivo per la tutela degli animali. Con questa vittoria giudiziaria è stata riaffermata quindi la legalità e la priorità esigenza della tutela della biodiversità. La magistratura ha sonoramente bocciato il decreto sparatutto dell'assessore Sammartino e dei suoi consulenti calibro 12. Aveva incaricato degli esperti delle associazioni venatorie di formulare il calendario venatorio nel quale sono state inserite disposizioni illegittime e devastanti per la fauna, pur di concedere un regalo ai cacciatori più oltranzisti. Invece di agire nell'interesse di tutti, l'assessore Sammartino preferisce assecondare le richieste del mondo venatorio più estremista. È assurdo e inaccettabile che tra incendi estivi e siccità la fauna della Sicilia venga costantemente messa a rischio dalle fucilate dei cacciatori con il benessere della regione. E passiamo agli incontri sulla medicina. Conferenza stampa oggi presso il reparto di oculistica dell'ospedale di Agrigento, che è la prima struttura in Sicilia ad essersi dotata della moderna tecnologia del laser per il trattamento della catarratta e di altre patologie oculari. Abbiamo sentito in merito il direttore del reparto Anthony Martorana e il commissario straordinario dell'ASP Zappia. Una macchina laser che sicuramente dà all'ospedale di Agrigento un imprimatur di qualità e di quantità notevole. Dottore, ce ne parli? Il laser a fermosecondi è certamente una tecnica assolutamente rivoluzionaria, non solo per la chirurgia della cataratta, diciamo l'intervento principale in oftalmologia, ma anche per altre forme di chirurgia, come quello del trapianto di cornea e per la correzione dei vizi della refrazione. Il laser di cui è dotato sia questa struttura che l'altra struttura di Sciacca sono dei laser di assoluta qualità, sono i laser che sono in grado di fare tutte le forme di chirurgia che il laser fermosecondi può eseguire. Qui sono state eseguite dall'inizio dell'anno ad oggi, dal mese di febbraio ad oggi, più di 2400 interventi di laser a fermosecondi per la chirurgia della cataratta. Dobbiamo dire che il tempo dell'intervento, grazie a questo laser, si è notevolmente ridotto. Il dottore prima mi ha chiesto i tempi di attesa si sono ridotti perché abbiamo potuto incrementare di circa il 40% il turnover della sala operatoria, fermo restando il numero di persone. Quindi a condizioni invariate dal punto di vista del personale, noi abbiamo incrementato sostanzialmente la chirurgia. Quali sono i vantaggi per il paziente? Certamente i vantaggi sono sicuramente la sicurezza. Questa chirurgia ha ridotto sensibilmente le complicanze intra e post-operatorie. E questo è una cosa importantissima perché poi alla fine quello che conta è il risultato che il paziente porta a casa.
il fatto di avere meno complicanze, il fatto di avere un recupero visivo più immediato, più pronto, chiaramente migliora l'outcome del paziente e migliora la sua vita, la qualità della sua vita. Un'altra cosa che il laser ha fatto è quello di rendere anche più breve il recupero post-operatorio. Possiamo dire che i pazienti già in prima, in seconda giornata hanno un recupero visivo quasi totale e questo è una cosa, mentre prima ci voleva una settimana, 10 giorni, i tempi erano sostanzialmente diversi. Quanto è sicuro questo laser? Io direi che il tasso di sicurezza è aumentato quasi del 1000%. Considerate che il tasso di complicanze precedentemente all'arrivo del laser era di circa l'1%, cioè un paziente su 100 aveva una complicanza. Oggi abbiamo un tasso di complicanze di 1,5 su 1000, quindi diciamo è molto sicuro il laser. Oggi una conferenza stampa per presentare al reparto oculistica una macchina, un laser, una macchina che sta dando tante soddisfazioni anche per qualità e quantità di interventi. È un laser di ultima generazione, ma come mi piace ribadire sempre non è un problema di macchine, è un problema di uomini. Anche qua il gruppo del dottor Charlie Martorana, ma quando dico Charlie Martorana dico gruppo mi riferisco anche a tutti i suoi colleghi e tutti i suoi collaboratori, hanno veramente non solo manifestato la bravura e la competenza che tutti li riconoscono anche senza laser, però hanno voluto dimostrare che sono persone che non si accontentano di fermarsi a quello che hanno già fatto, ma vogliono sempre guardare avanti per poter migliorare l'assistenza ai pazienti. È importante ribadire che noi ci stiamo vedendo ad Agrigento, però questa opportunità ce l'abbiamo in entrambi gli ospedali, perché noi possiamo trattare i pazienti qui ad Agrigento e anche a Sciacca. Tutto questo cosa comporta, soprattutto per Sciacca? Che abbiamo una migrazione di persone che vengono a farsi curare da noi, da Trapani e anche da Palermo. E quindi vogliamo oggi presentare agli agrigentini una realtà che la Sicilia ci guarda con invidia e che è una realtà che lavora sempre sulle gambe delle persone. Abbiamo il primario e i suoi collaboratori che stanno migliorandosi sempre di più per poter curare meglio i pazienti. Intervista al dottore Salvatore Iacolino, direttore generale dell'assessorato alla sanità della regione. Sentiamo le ultime novità in cantiere. Le ultime novità in campo della sanità, lei ha stretto contatto con il presidente Schifani, lavorate quotidianamente anche per ovviare alle tante mancanze del settore della sanità, in particolare mi riferisco alle lunghe file da fare per i servizi sanitari. Per quanto riguarda le liste attesa, finalmente qualcuno se ne sta occupando e l'assessorato regionale salute se ne sta occupando con intensità e determinazione. Abbiamo ridotto dell'85% le prestazioni incluse nelle liste attesa con riferimento alle attività ambulatoriali e del 25% quelle di ricovero. Ci sono ancora inefficienze e disservizi che vanno evidentemente eliminati con un'attività in sinergia con le aziende sanitarie, da cui a breve saranno nominati la Giunta, individuerà i nuovi direttori regionali. Confidiamo che questo rapporto di collaborazione in particolare con i nuovi direttori generali, ma al momento con i commissari, possa garantire percorsi semplificati, un accesso equo e direi immediato alle prestazioni che sono richieste al cittadino. Tuttavia possiamo dire che finalmente vi è un piano complessivo di riordino del sistema di prenotazione relativo alle liste d'attesa, in effetti ancora ragionevolmente non brevi, e da qui a breve verrà attivato il Sovracup che consentirà ai CUP provinciali una interoperabilità e quindi una dimensione di accesso alle cure anche in province diverse da quelle nelle quali opera e risiede il cittadino. Qualche novità anche per la nostra provincia di Agrigento in merito alla situazione degli ospedali, un po' in generale? Abbiamo attivato, verrà reso operativo in queste ore un servizio di ambulanza medicalizzata a Lampedusa, scelta voluta dal Presidente della Regione unitamente al Ministro della Salute Schillaci. Abbiamo avviato il percorso sul tavolo tecnico finalizzato alla revisione secondo criteri di razionalità della rete ospedaliera. Siamo intervenuti per un miglioramento dell'assetto del 118, cioè del sistema di
urgenza ed emergenza. Stiamo lavorando intensamente con i privati attraverso i tavoli tecnici per favorire percorsi virtuosi che garantiscano appropriatezza e qualità delle cure del cittadino. E si è svolto stamani presso l'Aula Magna dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il primo congresso regionale della COI, Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, presieduti dal direttore del reparto di chirurgia generale dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il professore Carmelo Sciumè. Si è svolto stamani presso l'Aula Magna dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il primo congresso regionale della COI, Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. Il tema approfondito è stato quello della litiasi biliare, dall'assistenza alla responsabilità professionale, che ha visto un'ampia partecipazione di chirurghi provenienti da tutta Italia. Il convegno è stato presieduto dal direttore del reparto di chirurgia generale dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, professore Carmelo Sciumè. Ma è molto importante perché la patologia delle vie biliari benigna, calcolotica, su 60 milioni di italiani colpisce ben l'11%, quindi si tratta di superiamo i 6 milioni e ogni anno considerate che si effettuano 150.000 interventi di colecistectomia. Noi tentiamo di arrivare a una percentuale di complicanze che sia il più basso possibile. Considerate che per ora siamo intorno all'1,7%, già è una bassa percentuale, però con le innovazioni tecnologiche, strumentali e in procinto di acquisire un robot, pensiamo di ridurre ulteriormente queste complicanze, perché questa struttura è una struttura ospedaliera ma a conduzione universitaria, per cui accogliamo tutti gli studenti specializzanti e medici in formazione che vengono qua proprio per apprendere queste tecniche e allora siamo ulteriormente onorati per fornire tutto il bagaglio culturale, tecnologico e di insegnamento per fare sì che i chirurghi che escono da questa struttura siano dei chirurghi assolutamente formati. Quindi Agrigento è un punto di riferimento per la medicina siciliana, da quello che capisco? Sì, perché abbiamo una convenzione in quanto questa struttura è una parte di università che è venuta qua ad Agrigento dopo che ho vinto il concorso di direttore di unità operativa complessa di chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia a conduzione universitaria, quindi è una struttura clinicizzata dove tutti gli studenti che ne fanno richiesta possono venire a lavorare qua da noi a imparare la chirurgia. La litiasi oggi è l'argomento principale, ecco, ci fa un po' un quadro della situazione della malattia, di ciò che rappresenta e di cosa vuol dire anche qui. Sì, perché bisogna sapere trattare non solo la patologia, ma le complicanze che la calcolosi dà, quindi quale l'ittero, i calcoli nel coletoco, la pancreatite acuta, per cui tutte queste cose devono essere pane quotidiano per tutti i chirurghi che si interessano di questa patologia. Noi da quando abbiamo instaurato questo tipo di rapporto il numero di pazienti che veniva trasportato in ospedali più centrali e più grossi si è ridotto di moltissimo. È una malattia preoccupante, ecco, che consigli dare anche a chi ci ascolta sui primi sintomi? Quali sono i primi sintomi per cui fare prevenzione? La classica colica biliare, un dolore postprandiale, cioè dopo che si mangia qualcosa di abbondante magari di notte, che dura da circa un'ora a 6 ore e quindi effettuare subito una ecografia, perché l'ecografia rivede i calcoli nel 99% dei casi, quindi quasi nella totalità, e da qui poi consultare un chirurgo per sapere qual è il migliore percorso diagnostico terapeutico di questa patologia che, ripeto, affligge più di 6 milioni di italiani. A livello medico, prebiotico, cosa c'è disponibile che possa alleviare un po' la sintesi della malattia?
Ma niente, purtroppo è l'alimentazione che ci conduce, ma non solo, perché ci sono persone che hanno un'alimentazione perfetta, ma dipende anche dalla genetica, cioè dal consumo interno del colesterolo, perché l'80% dei nostri calcoli sono dovuti alla precipitazione del colesterolo nella bile, quindi dai microcalcoli, poi ad effetto palla di neve questi microcalcoli diventano sempre più grossi. L'importanza del robot, lei parlava del robot, anche il commissario nella sua relazione accennava il robot. Non cambia nulla da un punto di vista della tecnica chirurgica, ma cambia l'approccio, è molto interessante, più preciso perché la telecamera è ferma e poi abbiamo la visione in 3D, cioè tridimensionale. Che consigli dare, diciamo, al paziente, a chi ci ascolta? È una meravigliosa specializzazione quella della chirurgia, non abbandonatela, cercate di fornire tutto, di portare tutto il vostro essere affinché chi ci è portato, perché non tutti sono portati a lavorare chirurgicamente, ma chi è portato cercate di lavorare sempre e diventare dei buoni chirurghi. Noi da parte dei docenti ce la metteremo tutta e vi accuderemo come un bambino quando nasce. Commissario, un interessante convegno oggi della COI, dove momento di approfondimento, dove si parla di tantissime necessità, insomma momenti di medicina importanti che servono anche per aggiornarsi professionalmente. È ripartita la stagione dei convegni e qui ad Agrigento noi abbiamo dei punti di riferimento. Uno di questi è sicuramente la chirurgia e il professor Sciumei e i suoi collaboratori riescono a fare la differenza. Oggi avere il convegno qua, avere tutta la Sicilia più altri rappresentanti nazionali è una testimonianza di come loro lavorano bene e di come si può migliorare. Noi come azienda, riconoscendo l'eccellenza che loro hanno e l'ottimo lavoro che loro fanno, vogliamo fare in modo di dotarli di strumenti sempre più avveniristici. In ultimo abbiamo già avviato le pratiche per il robot, che è una cosa fondamentale, che oggi diciamo che è diventato uno standard normale, una volta era una cosa eccezionale, oggi tante aziende ce l'hanno, anche noi ad Agrigento lo vogliamo, abbiamo avviato le pratiche, su quello bisogna lottare per averlo. So che i soldi sono stati trovati, ho avuto delle interlocuzioni con la Regione e vogliamo fare in modo che i cittadini, il robot è bello non solo per l'operatore ovviamente che ha più facilità nel lavoro, ma perché gli effetti collaterali e i tempi di recupero di un intervento chirurgico fatto con robot per il paziente sono inferiori, minor sanguinamento, minori effetti collaterali, quindi serve e noi abbiamo già tutto in carreggiata per poterla avere. Assolutamente importante per ACOI, per l'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani, ringrazio Carmelo Sciumè di averlo organizzato, è un importantissimo incontro perché? Perché la calcolosi della colecisti, cioè la litiasi biliare, è una delle malattie più diffuse, ma è benigna ma insidiosa e quindi discuterne e capire come meglio si può operarla, come meglio si può preservare la salute dei pazienti e farlo in modo mini-invasivo è molto importante. Ci sono tanti giovani, c'è ACOI che è qui nella veste del suo anche presidente nazionale e quindi bellissimo evento in un Agrigento splendido. Cos'è la COI e come mai avete scelto proprio la nostra città per questo congresso regionale? Allora, la COI è l'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani, quindi che racchiude in sé una società scientifica molto grande, in totale siamo oltre 6.000 i chirurghi ospedalieri italiani, che raccoglie tutti i chirurghi che lavorano all'interno delle tematiche ospedali, ma non soltanto i chirurghi prettamente ospedalieri, ma anche, come abbiamo l'esempio qui oggi, siamo col professor Sciumè che è un docente universitario, ma nostro membro ACOI. L'argomento è la litiasi, quali le novità di cui discuterete? Più che novità sono delle messe a punto, perché la calcolosi colecista-coletocica impegna notevolmente il chirurgo, ma non solo, ma anche altre discipline come il gastroenterologo, l'endoscopista, il radiologo, nella scelta sia terapeutica che sulle indicazioni del trattamento chirurgico stesso. Sono contento che mi abbiano presentato come presidente onorario, perché io da professore negli anni sono stato molto vicino in tutti i momenti all'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani, sia come
vicepresidente, sia come consigliere, sia anche come coordinatore della chirurgia d'urgenza, diciamo in questi ultimi 30 anni, per cui ho riconoscimento anche per la carriera in sede alla nostra associazione. Ecco, della litiasi biliare cosa c'è da dire? Oggi si parla di assistenza e responsabilità professionale. Certamente, e l'ultimo aspetto, non vi è dubbio che con tutto l'aumento del contenzioso giudiziario ci si prepara non soltanto ad affrontare scientificamente e quindi a essere sempre più preparati sull'argomento, ma è pure importante avere una dimensione di tipo giuridica per poter affrontare con più precisione e rispondere a questi quesiti. Oggi avete scelto Agrigento come COI per un momento di approfondimento, primo congresso regionale, si parlerà di litiasi biliare, dall'assistenza alla responsabilità professionale? Sì, oggi è una giornata importante per Agrigento perché viene realizzato quello che è un congresso di chirurgia che riguarda un argomento di attività rutinaria per il chirurgo, intervento tanto apparentemente semplice quanto insidioso per i danni che si possono arrecare. E sviluppare e sviscerare quelle che sono le problematiche che un intervento del genere può dare è importante, specialmente se ci rivolgiamo ai chirurghi che si stanno formando, ai giovani che domani andranno a lavorare nel sala operatoria dei nostri ospedali. Ecco, si è parlato dell'uso del robot, il commissario diceva che quanto prima anche qui ad Agrigento ci sarà l'uso del robot. Il robot è di grande ausilio nella chirurgia perché elimina i tremori, magnifica le immagini e permette un'articolazione delle pinze che è a 360 gradi. È fondamentalmente un aspetto di nicchia perché è utilizzabile in interventi selezionati, ma in questi interventi selezionati ti dà un grosso aiuto, un grosso supporto. Sì, in effetti abbiamo spinto fortemente perché questo congresso avvenisse proprio qua ad Agrigento e l'abbiamo voluto formalmente come coordinamento regionale, perché Agrigento in effetti mancava da un po' di tempo da quello che era lo scenario dei congressi regionali a COI e quindi questo per noi è stato forte motivo di orgoglio, anche diciamo così, per il nostro carissimo amico e socio Carmelo Sciumè. Linea alla regia per la pubblicità. Le alte temperature che si sono registrate in Sicilia in questi giorni hanno favorito la ripresa degli incendi, proclamato anche l'allerta meteo, il servizio. Ancora nella morsa degli incendi, la fascia settentrionale della Sicilia. La Protezione Civile regionale ha avvisato comuni, regione, prefetture, forestale, vigili del fuoco e volontari. Anche per oggi è stata diramata l'allerta rossa per rischio incendi nelle province di Messina, Palermo e Trapani e arancione nel resto dell'isola. Ad aggravare la situazione nei territori già colpiti nelle scorse ore i venti di scirocco e le alte temperature. Nel messinese in particolare dalle ore 20 circa di ieri tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco hanno operato per l'estinzione di grossi incendi divampati su tutta la fascia tirrenica della città metropolitana di Messina. Data la numerosità e la mole degli interventi è stato necessario richiamare anche personale in servizio straordinario e coinvolgere i volontari. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Fondachelli Fantina, Sant'Agata Militello, Militello Rosmarino, Patti, Sinagra, Mistretta e Tusa e hanno lavorato incessantemente per la salvaguardia di persone, animali e cose e per il contrasto ai roghi che hanno carbonizzato tantissime interfacce in termini di decine e decine di ettari di terreno. Anche nel Palermitano diversi comuni sono stati interessati da incendi di sterpaglie e vegetazione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri nel territorio di Villafrati, a Monreale, nel comune di Trabia, a Montemaggiore e Belsito, 40 gli interventi, dei quali 20 per incendi di vegetazione. Durante la notte precedente erano stati 38 gli interventi svolti dai Vigili del Fuoco nel territorio della provincia di Palermo e di questi 15 relativi a incendi di vegetazione e sterpaglie nei comuni di Termini Imerese, Trabia, Corleone, Camporeale, Partinico, Santa Cristina Gela e San Cipirrello e 8 per incendi di rifiuti in città.
Per tutto il pomeriggio di ieri diverse squadre e mezzi aerei sono stati impegnati su 2 diversi fronti di incendio. Nel comune di Villafrati sono state impegnate 2 squadre dei vigili del fuoco, personale del corpo forestale e 2 elicotteri. Nella zona tra Zucco e Montelepre un incendio di vegetazione ha interessato la linea ferroviaria tra Cinisi e Partinico, dove hanno operato 2 squadre a terra e un Canadair e personale dei vigili del fuoco ha messo in salvo 3 persone presenti nella propria abitazione che è stata lambita dalle fiamme. Intensa nottata di lavoro anche quella appena trascorsa. I vigili del fuoco di Palermo hanno espletato più di 40 interventi per incendi di vegetazione e sterpaglie che hanno interessato tutto il territorio provinciale. L'intero dispositivo di soccorso presente al comando è stato impegnato per fronteggiare l'emergenza ed è stato inoltre richiesto il supporto di una squadra aggiuntiva proveniente dal distaccamento di Piazza Armerina nell'Ennese. Stamattina erano ancora in corso interventi ad Altofonte, Gratteri, Gibilrossa, Misilmeri, Piana degli Albanesi, Torretta, Prizzi e Santa Cristina. La casa memoria a Cinisi dedicata ai familiari di Peppino Impastato è stata messa all'asta. Il servizio. Ancora una vicenda trubbola per casa memoria Peppino e Felice Impastato di Cinisi. Bene importantissimo, dove viveva il militante di democrazia proletaria ucciso il 9 maggio del 78 e che adesso pare sarà messa all'asta il prossimo 8 febbraio. L'abitazione di Corso Umberto I, al civico 220, simbolo dell'antimafia, era stata già pignorata 3 anni fa e su di essa grava un debito di oltre 130.000 euro contratto dal fratello di Impastato, Giovanni, nei confronti dell'attore cabarettista Dario Veca. Insieme alla casa saranno messi all'asta altri 7 lotti e tra questi anche l'attuale abitazione di Giovanni Impastato. Veca nel 2000 aveva firmato, secondo quanto apprendiamo, con Impastato un preliminare per l'acquisto di un immobile vicino alla vecchia stazione di Cinisi, versando 420 milioni di lire, l'intero valore dell'appartamento. Lo consideravo un amico, grazie alle sue conoscenze mi aveva promesso di darmi una mano per ottenere qualche parte nel mondo del cinema, spiega Veca, che ha recitato nel film I 100 passi. La prassi notarile venne rinviata per 7 anni fino a quando Giovanni mi comunicò che la casa era coperta da una ipoteca, racconta ancora Veca, e che quindi mi avrebbe rimborsato l'intera somma. Mi ha restituito solo 79.000 euro e poi mi ha consegnato alcuni assegni che sono tornati indietro, così Veca chiede a Giovanni di cedergli un suo bene per chiudere la vicenda. Lui invece avrebbe voluto darmi 250-300 euro al mese, ma solo quando ne avrebbe avuto la possibilità. Il debito si sarebbe così estinto in almeno 45 anni. Non ho nulla contro la casa memoria, mi interessa recuperare quanto mi spetta. Veca ha scritto una mail al presidente dell'antimafia regionale, Antonello Cracolici, chiedendo se può una tale persona andare nelle scuole e parlare ai ragazzini di legalità e antimafia. Giovanni Impastato replica così: è una storia vecchia, i giudici verificheranno, non ho altro da dire. Passiamo alle notizie sportive. La partita dell'Agragas si giocherà a porte chiuse contro la squadra del Ragusa su disposizioni della questura di Siracusa, commissariato di Avola. Il servizio di Carmelo Lentini. Troppi infortunati in casa Agragas dopo 3 giornate di campionato e squadra che stenta a fare bel gioco. È una constatazione di fatto e contro il Città di Sant'Agata dei giovani si è parecchio notato, specie nel primo tempo e buona parte anche del secondo. Al momento il tecnico Coppa è costretto ad adattare in vari ruoli diversi giocatori che, nonostante la poca dimestichezza, riescono a rispondere bene ai consigli del coach. Malgrado tutto, la squadra riesce a tirare fuori la zampata giusta e al momento opportuno, e ciò permette di guadagnare 6 punti in 3 gare che rappresentano un bottino discreto. Ma vediamo di capire nel dettaglio quali sono i problemi legati alla squadra. Attualmente a mezzo servizio e non perfettamente a posto sono l'argentino Jama, il difensore Marco Rossi, lo spagnolo Xav Perez, mentre non si hanno notizie del giovane centrocampista Carmelo Greco. Per quanto riguarda l'eclettico Salvatore Mura, è andato via, ormai è abbastanza noto per problemi familiari. Infine, ad aggravare il bilancio finale, ci sono i seri infortuni che riguardano il difensore argentino Ramiro Echeverría,
che può adattarsi anche alla centrale, e il giovane e promettente difensore della Primavera della Lazio, classe 2005, Gianluca Petrucci. Ben 6 defezioni difficilmente colmabili, che costringono lo staff tecnico dell'Akragas a rituffarsi nel mercato per correre ai ripari. Il DS Beppe Cammarata è già al lavoro e da qualche giorno sta sondando per prendere ciò che serve al tecnico Marco Coppa. Qualche novità dovrebbe registrarsi a breve. Adesso testa la prossima sfida di campionato fuori con il Ragusa, avversario forte e in cerca di rivalsa. Questa gara, su disposizioni assunte dalla questura di Siracusa, commissariato di Avola, in programma dalle 15 allo stadio di Pasquale di Avola, sarà disputata a porte chiuse. Sta per partire ufficialmente la stagione calcistica e i vari campionati provinciali della FIGC di Agrigento. Abbiamo sentito in merito Angelo Caramanno, presidente della delegazione, intervistato da Carmelo Lentini. Sta per partire anche ufficialmente la stagione calcistica per i vari campionati provinciali organizzati dalla FIGC di Agrigento. Seguiamo questa intervista al presidente della delegazione, professore Angelo Caramanno. Diciamo che siamo quasi pronti per partire per tutte le attività che la nostra delegazione ogni anno svolge. Partiamo dalla terza categoria. Terza categoria, quest'anno ci sarà un girone diciamo ben consistente. Ancora stiamo ultimando la composizione dell'organico e poi, come sempre, poi con il presidente Morgana facciamo una riunione regionale dove lì si andranno a delineare i gironi, perché l'anno scorso abbiamo dato delle squadre alle altre province, quest'anno molto probabilmente abbiamo più squadre del nostro girone di 12 squadre, quindi possibilmente sarà pure così quest'anno. E diciamo che siamo pronti per partire metà ottobre. Abbiamo delle ottime richieste, quindi un campionato bello consistente. Abbiamo perso l'anno scorso diverse squadre, però fortunatamente il gran lavoro fatto quest'estate, non ci siamo mai fermati, da me, dai componenti e soprattutto dall'inviato Carlesi che è stato molto attivo. Abbiamo avuto la possibilità di recuperare le squadre che non sono iscritte e quindi diciamo che siamo una di quelle province che il campionato lo fa tranquillamente con le proprie squadre e il proprio girone. Un campionato ad alto livello, so che le squadre si stanno già attrezzando bene per questo campionato, so che già hanno iniziato addirittura, ed è una cosa molto bella per noi, la preparazione, già hanno fatto la prima amichevole, quindi diciamo che ci sarà un campionato di alto livello per la terza categoria e di questo siamo orgogliosi come ogni anno. Per quanto concerne invece l'altra attività, la Juniores già abbiamo 9 iscritte, quindi facciamo un campionato tutto nella nostra provincia tranquillamente come gli altri anni. Per quanto riguarda invece le altre categorie, diciamo che la Serie D di calcio a 5 maschile abbiamo già 5 squadre e qualcuno ancora potrebbe iscriversi e quindi manteniamo lo standard dell'anno scorso. Molto probabilmente facciamo un girone con Cartanersette e Renna, gestito sempre da noi perché abbiamo più squadre. Mentre per quanto riguarda la Serie D femminile, anche lì avevamo 4 squadre, una ha vinto il campionato, quindi è stata ripescata e quindi lì siamo 2 squadre e anche lì diciamo che manteniamo super giù lo stesso organico. Per quanto concerne invece il settore giovanile e attività di base, oggi ho visto proprio le iscrizioni e ti devo dire che c'è stato un lieve aumento di tutte le attività, quindi under 17, under 16, under 15, 14, abbiamo un aumento di sempre di qualche unità di squadra per quest'anno. Ecco, ritornando invece alla terza categoria, c'è qualche indiscrezione, qualche nome di squadra che magari ritorna dopo tanto tempo? No, noi abbiamo in sostanza di ritorno c'è Socer Sciacca che 2 anni fa si era fermata per motivi di Covid e adesso riprende. Stiamo lavorando su un'altra società che si è fermata pure per il Covid e vorrebbe ripartire, mancano gli ultimi dettagli. Poi abbiamo molto probabilmente, ancora non è sicuro, però abbiamo qualche squadra di Agrigento che non si è iscritta, tipo l'Atena, però molto probabilmente la sostituiamo con 1 o 2 squadre di Agrigento, quindi abbiamo la possibilità di avere qualche squadra anche qua in città. E poi a Licata idem, una squadra non si è iscritta che c'era prima, però la stiamo sostituendo con un'altra squadra di ritorno, quindi vediamo che ci sono molti ritorni di società che sono fermate per il Covid e quindi vogliono ripartire.
È Totò Schillaci, in collaborazione con Sergio Fasullo, Roberto Gueli, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Giuseppe Faraone, Giampiero Brillo, Miro Enzerillo, ad organizzare Diamo un calcio alla violenza, l'iniziativa di beneficenza e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che si terrà domenica 24 settembre presso i campi Ribolla del celebre calciatore palermitano. Alle ore 19:30 inizierà il triangolare tra la squadra composta dai comici e le ex glorie del calcio palermitano, la squadra del Trinacria Medici Palermo e la squadra dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto all'associazione Le Onde. Ci sarà un evento straordinario dove parteciperanno medici, ex calciatori, attori, insomma. Noi cerchiamo di fare il possibile, cerchiamo di dare il nostro contributo e sostenere su questa lotta che devo dire che sta prendendo, insomma, una brutta piega. Ecco. Il ricavato andrà all'associazione Le Onde. Sì, assolutamente, tutto il ricavato sarà dato in beneficenza e quindi siamo molto contenti e felici. In ambito comico, a supportare la popolarità di Schillaci ha contribuito il trio Aldo, Giovanni e Giacomo nel film Tre uomini una gamba e proprio Aldo Baglio sarà presente al triangolare di domenica insieme a Salvo Ficarra, Roberto Lipari, Chris Clune e tanti altri comici di nuova generazione. Ma un po' tutti, ho cercato di coinvolgere, di chiamare qualcuno tipo Aldo, Ficarra, poi ci saranno un po' di cabarettisti, insomma, ex calciatori, un po' di tutto. E quindi sarà una manifestazione importante, ripeto, noi per quello che insomma, artisti possiamo fare diamo il nostro contributo e speriamo di dare un segnale forte. Lo sport è sempre stata una metafora nel gioco della vita? Ma lo sport per me è stata la mia vita, io sono cresciuto in un quartiere molto difficile, però ho sempre avuto la passione per il calcio, per me il calcio è stato la mia vita, è stato tutto, mi ha dato grandi successi, diciamo che a volte ti ha anche allontanato dalla cattiva amicizia, quello che i ragazzi oggi non capiscono. Quindi per me è stato la mia vita, è stato tutto. Insomma, lo sport aiuta soprattutto a condividere, a stare insieme, momenti belli e momenti brutti. Speriamo di dare un segnale forte. E questo è tutto per TV Notizie di oggi, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo una buona serata.